Amici di Scratch, ben ritrovati. Questa è una puntata ricca di immagini, assenza di studio, ma tanti contenuti con il 62esimo trofeo Alcide De Gasperi. Iniziamo questa lunga puntata veramente ricca di immagini con l'esterna 2 di Solagna dell'amico Alessandro Cavallin, il quale ci ha fornito le immagini di questo evento, l'evento più importante del Trentino, giunto alla 62esima edizione. Come consuetudine, oggi si parte da Bassano del Grappa con l'arrivo a Trento. Molte sono le asperità, certo non impossibili, intanto qua siamo sulla Campesana o la Valvecchia. I corridori poi passeranno per Strigno, Roncegno, Tenna, Pergine Valsugana, Levico, poi si ritornerà a ritroso e si arriverà verso Calceranica e poi finalmente, dopo Vattaro, l'arrivo a Trento. Tanti sono i corridori, questa è una gara molto importante come dicevamo, sono 154 i partenti e le squadre migliori, dalla Euromobil Desiree Fiora, il team Friuli, poi abbiamo il Trentino Alto Adige, la team Valcavas, poi qua vediamo già siamo sulla destra Brenta, dalla destra Brenta abbandoniamo sulla sinistra Brenta, vale a dire sulla strada statale 47, si infila fino dopo Primolano e quindi, come già citavamo prima, si passa attraverso Strigno Roncegno con delle virate a destra. Non ci sono tante asperità per la verità di questa gara, quindi il risultato lo detteranno forse le condizioni climatiche che in questi giorni stanno attagliando tutto il Triveneto con abbondanti piogge. Ancora tantissime le squadre, abbiamo la BS Carrera, la San Michele Vetri, poi la Named Sport, la Norda, la Valle Seriana, Selle Italia CF Ursus, la Cerone Rodman, la Colpac, che è la squadra un po' più titolata quest'anno, sta un po' a rotto l'egemonia della Zalf, Desiree e dell'Unione Ciclisti Trevigiani, quindi una forza in campo che porta ancora più pepe e vitalità in queste che sono delle gare oramai da professionisti, un albo d'oro di tutto rispetto questo dell'Alcide De Gasperi. Pensate, nel 61 vinse Enzo Moser, il fratello potente del più celeberrimo Francesco, poi nel 66 Davide Boifava. Per gli amanti di ciclocross ricordiamo che nell'88 vinse proprio Luigi Bielli, che oggi è il co-CT con Fausto Scotti della nazionale italiana di ciclocross. Anche Gilberto Simoni nel 91 fece doppietta, 91 Alcide De Gasperi e poi Bassano Montegrappa. Pensate, Davide Rebellin nel 92, sembra di parlare dell'anteguerra. Davide Rebellin ancora oggi è un atleta a tutto tondo e partecipa ancora con i team professionistici. Paolo Savoldelli nel 95 e, tanto per dire, nel 2011 un certo Matteo Trentin che tanto ci ha fatto brillare gli occhi nell'ultimo Giro d'Italia. Gruppo praticamente compatto nelle prime asperità di giornata, certo non succede nulla e poi chiaramente i corridori hanno dovuto affrontare piogge, anche maltempo e anche piuttosto freddo, e poi, come spesso succede, anche diciamo che proprio lo scalo termico in certe situazioni parte e passa da 10, 12 anche a 20 gradi come in questo caso. Quindi atleti che veramente hanno una marcia in più, sono super uomini, uomini di ferro, ma questo è il ciclismo, questo che a noi piace. Vediamo intanto le solite scaramucce, lì davanti bene stanno andando le squadre della Zalf Euromobil Fior, che non stanno facendo uscire nessuna fuga, così anche il Team Colpac, che sono quelle che pretendono di più alla leadership e alla vittoria finale con i loro, diciamo così, le loro punte. Rosa Francesco, per quanto riguarda la Zalf Euromobil Fior, sta lavorando molto, e Rocchetti Filippo, lo abbiamo visto, è molto più protetto rispetto agli altri corridori. Fausto Masnada del Team Colpa, che potrebbe essere un accreditato alla vittoria finale, lo vediamo leggermente da solo in questa fase di gara. La squadra ci pare che sia leggermente indietreggiata, media molto lunga, un biscione infinito, quindi vuol dire che a questo punto le cose si stanno facendo veramente importanti. Vediamo questo lungo biscione, quindi è segnale esplicito che i ragazzi stanno andando a tutta. Questa è una bella discesa, non difficilissima, neanche tanto tecnica, però dove si può spingere un rapporto veramente importante. Questo è un gruppetto di 15 unità, tentano una fuga, vediamo se andrà a buon fine. Un'altra asperità di giornata, qua dovremmo già essere sulla parte di ritorno, cioè vale a dire verso Pergine Valsugana al Levico, poi si arriverà sul lago di Caldonazzo, quindi Calceranica, Vattaro e poi l'arrivo
a Trento. Alcide De Gasperi, una doppia combinazione con il Sangarano Azzurra di Bassano del Grappa e l'Aurora a Trento di Trento, chiaramente oramai è una compagine che va avanti da 62 anni, 62 edizioni, oggi cade proprio nell'anniversario del 2 giugno del 70° anno della nostra Repubblica, dove proprio Alcide De Gasperi fu il fautore e, diciamo così, il protagonista di quell'epoca, subito dopo il dopoguerra, e quindi rese questa Italia tutta unita e sotto la legida della Repubblica. Non erano più i re che comandavano, ma era proprio la Repubblica, cioè la cittadinanza, i cittadini. È un bel monito questo da far passare ed è un bel messaggio, specie in questi anni dove tutto pare frammentato. Ecco che lo sport a questo punto riunisce un po' anche di cultura, di storia di quello che eravamo, grazie a questi atleti, e li vediamo che stanno andando di conserva. Vediamo 2 atleti della Aeromobilfior, 2 della Colpa, che quindi si stanno tenendo molto abbottonati. Certo che questo gruppetto insomma sta andando abbastanza tranquillo, il gruppo dietro non ci pare risponda alla grande. Vediamoli davanti con Sonni, Gaburro, Liz e Seid del Team Colpa insieme a Tognatti e Andrea, poi ancora un po' Caravaglia, Rosa Francesco, Nardelli, Marchi, Masnada, e poco più indietro abbiamo visto Filippo Rocchetti. Infatti in solitaria è proprio lui che stacca il gruppo, ed è Filippo Rocchetti della Zalf Euromobil Desiree Fior che va a vincere su Fausto Masnada, poi terzo è Marchi Andrea, seguono Nardelli, Rosa, Garavaglia, Tognatti, Lizze, Gaburro e Consonni. Adesso diamo la linea alla V-Cup con la terza tappa, dove protagonista è Brendola, quindi avremo ospiti come commentatori anche Mosè Savegnago, che è colui che un po' tesse le file di questo V-Cup. Quindi diamo subito la linea a Brendola. Con le immagini siamo a Brendola, in provincia di Vicenza, terza prova del V-Cup. Gli organizzatori stanno accogliendo gli oltre 150 iscritti nelle varie categorie e chiaramente sarà una gara impegnativa, dove il percorso messo a disposizione degli organizzatori si renderà ancora più ostico, viste le abbondanti piogge che sono cadute in questa provincia. Ma non soltanto, sarà una partenza a ranghi compatti con un declivio del 4-5% che metterà già da subito a dura prova i muscoli degli atleti, e un percorso invece in altura, un misto in pratica da percorrere 3 volte per i maschi e 2 volte per le donne. Brendola oggi si veste a festa, noi con le immagini andiamo anche a catturare alcuni momenti particolarmente suggestivi e soprattutto cerchiamo anche di consacrare quello che sono le bellezze paesaggistiche, oltre chiaramente all'adrenalinica gara. Siamo in compagnia di Mosè Savegnago e Cristian Tezza, sono partiti gli atleti, insomma possiamo dire che questo, anche pur essendo categorie amatoriali, insomma chi se ne frega, quando si tratta di sport si comunica. Buonasera a tutti. Sì, quando parliamo di sport, soprattutto nella mountain bike, possono essere anche categorie amatoriali, però gli atleti sono preparati e quindi non vanno lì per fare le gite domenicali. Vediamo anche qua nel primo gruppo di partenza che sì, non si danno tregua nella prima salita e sì, si danno battaglia fin dai primi momenti. Il tracciato è impegnativo nella prima parte, che poi purtroppo a causa delle grosse e abbondanti piogge di questi giorni scorsi le ha reso ancora più difficili, ancora più viscido. Comunque ho visto che gli atleti sono stati contenti, si sono divertiti e ecco, non abbiamo niente, anzi siamo contenti del risultato ottenuto anche con condizioni meteo un po' avverse. Ma questo è il ciclismo, e poi ho visto che già subito pronti e via questa salita molto lunga di qualche chilometro, penso sì 4-5 chilometri, con una pendenza media del 5% ma costante. Bella invece questa immagine di questa che è chiamata l'incompiuta, pensate, inaugurata da un progetto del 1926, poi per proprio a furor di popolo la cittadinanza delle 4 parrocchie si riunirono per costruire questa bellissima chiesa che ancora oggi deve essere terminata. I 60 anni che in queste condizioni, una struttura ancora
perfetta, sarebbe bello poter veramente completarla, perché è una chiesa stupenda. Ricordiamo l'architetto è Fausto Franco. Per quanto riguarda l'Arcangelo San Michele, l'autore, l'artista che l'ha scolpita è proprio Giuseppe Zanetti. Questa è incompiuta, è un po' la storia di Brendola, è un po' la storia che appartiene alla gente che volevano riunire 4 arcidiocesi, 4 momenti dei fedeli, come noi cerchiamo di riunire in qualche maniera lo status quo dello sport. Chi se ne frega, amatori, professionisti, quando lo sport si riunisce, diciamo Mosè, vuol dire molto. Qua abbiamo un atleta che è Ginestri, ex Tenax, ex professionista, viene a gareggiare, lo si vede anche dalla pedalata, insomma una pedalata rotonda. Sì, la preparazione di questi atleti è elevata, soprattutto con Ginestri come Piva. I primi sono molto preparati, i primi 20 atleti sì, non scherzano, sono quasi a livello di un professionista. Quanto ci va per preparare un percorso che possa poi dopo, diciamo così, affascinare tutti gli atleti? Tutti gli atleti non saranno contenti, perché noi continuiamo a dirle, il ciclismo è uno sport per perdenti, partono in tanti, vince uno, ma è proprio questa la bellezza, perché comunque ci si prova, comunque ci si mette in discussione e tutti quanti partecipano. Quanto ci va a creare e allestire un percorso del genere, che non credo sia semplice? No, assolutamente, anzi ci si impiegano diversi mesi, perché oltre a trovare il percorso ci sono molte pratiche burocratiche che non è semplice. La parte più impegnativa, che magari molti non se ne rendono conto, soprattutto i corridori, è quanto impegno, quanto sacrificio ci vuole proprio realizzare un percorso tra permessi e tutto quello che ne concerne. E noi vediamo che l'impegno ce lo stanno mettendo anche gli atleti, non soltanto Ginestri, ma abbiamo visto Schiavo, Piva, De Piran, Boschetto, sia Daniel che Manuel, abbiamo visto Raccanello, Grigoletto, Castagnare e anche Paccagnella, che non è il fratello di Toma, ma è Eric, anche lui un categoria più. Giraldi lo abbiamo visto proprio all'inizio di gara in quella pendenza molto molto lunga, quindi si faceva già fatica dalle prime battute di giornata. Qua vediamo già le donne e abbiamo visto molto in forma la De Lorenzo, Miriam Agosti che è sempre lì che se la sta giocando insieme all'Andolfi, Granzotto. Questo sono il computo delle donne. Ecco, un appello io voglio farlo agli organizzatori, ma non solo, anche agli atleti, che ci fossero più donne, perché comunque passano una giornata in lietezza, in tranquillità e comunque fanno gamba. Sì, purtroppo quella è un po' la nota dolente, perché le donne sì, non sono tantissime. Adesso vediamo il primo giro di giornata, sempre Ginestri all'attacco, la seconda telecamera che prende in questo rettifilo, e poi vediamo proprio Manuel Piva. Andrea Schiavo da qui a poco dovrebbe essere posizionato in terza posizione, se non erro. Infatti da Prian Emanuele, poi abbiamo Boschetto, Daniel e Boschetto Emanuele. Con il 54 Piva deve fare un po' gli straordinari per riaccorciare il gap precedentemente un po' perduto, e quindi via via tutti gli atleti. Un percorso, abbiamo detto, molto tecnico, molto da spingere e tanta salita. Intanto vediamo anche bella randoneo, questa bella impennata. Prossima gara sugli scudi, un'altra tappa, e qui abbiamo proprio l'altro Cristian Tezza. Sì, salve, la prossima tappa sarà il 17 luglio e sarà la Crespadoro Bike, parte importante di quest'anno della nostra gara, che parteciperemo come gran fondo e siamo iscritti alla Federazione Ciclismo Italiana. Un'altra parte fondamentale, passeremo sulle piccole Dolomiti. Sulle piccole Dolomiti, poi vorrei che tu fossi più preciso. Intanto vediamo questa, qua spero che abbiate un percorso meno cattivo, anche perché una gran fondo chiaramente dovrà essere con dei declivi un po' più dolci, perché sennò, voglio dire, qua alla fine ci impiegano 16 ore. Tu sornione ridi, bisogna dire ai nostri atleti che insomma gliene state preparando delle belle. Sì, come percorso, dopo tutto, con un gran fondo, portandoli sui monti, è molto bello. La prima parte è molto pedalabile, ci saranno degli sfondi che sono emozionanti, veramente unici, per poi in alcuni tratti ci sono qualche salitina, ma tutto sommato è molto semplice.
E qua vediamo invece le donne un po' in ritardo rispetto ai maschietti. Oramai abbiamo visto che Ginestri ha messo il turbo e sta quasi dando un giro, le donne facevano 2 giri sopra anziché 3 come i maschi, ma d'altronde insomma abbiamo visto che razza di percorso è soprattutto un percorso, abbiamo detto già all'inizio di apertura, reso più difficoltoso proprio dalle precipitazioni che sono state ricche e abbondanti in questi giorni, e vediamo con quale acutezza e con quale anche tranquillità cercano di prendere queste discese. Vogliamo ricordare che questa è gente che il giorno dopo deve lavorare e quindi bisogna anche stare attenti a questo, Mosè. Beh, per forza, soprattutto anche noi cerchiamo di fare i percorsi, di non estremizzarli anche con le discese, però qua purtroppo il fondo è viscido perché c'è fango e ha piovuto fino al giorno prima e quindi purtroppo è diventato un po' più impegnativo. Comunque sì, quando organizziamo i percorsi chiaramente cerchiamo di fare il possibile per renderli impegnativi, però non così estremi da portare a farsi male alla gente, perché chiaramente il giorno dopo non sono professionisti, il giorno dopo devono lavorare o comunque hanno delle attività da portare avanti. Beh, complimenti per questo percorso, perché è proprio all'interno di una ruralità eccezionale, ci fa veramente vivere e quasi respirare il profumo della natura. Cosa ti aspetti invece per la tua gara? Mi aspetto il sole prima di tutto perché in questa stagione sta mancando moltissimo. Mi aspetto di far vedere il paesaggio che abbiamo nei nostri monti, che merita sicuramente. Ma soprattutto la partenza mi pare 9:30 del mattino? 9:30 del mattino in piazza Caspadoro. Ecco, per chi dovesse venire in autostrada? Beh, deve uscire l'uscita o di Montebello o di Altaviglia, Montecchio, e salire per l'Alta Valle del Chiampo. Alta Valle del Chiampo, dove immagino che ci saranno fruttetti ma soprattutto filari di buon vino, per cui anche questo vuol dire qualcosa in più, quel prodotto interno lordo. Intanto vediamo con quanta fatica si stanno veramente cercando di scavalcare, di superare queste asperità i migliori, ma soltanto abbiamo visto anche qualche ritardatario che non guasta, la fatica per loro identica, anzi se non maggiore di quelli che sono primi. Come diceva Pantani nelle salite, lui andava veloce perché doveva accorciare l'agonia, il dolore della salita, e quindi ci calza molto bene in questo frangente. Anche coloro che arrivano veramente con tanti minuti di distacco, Mosè, fanno una fatica boia, tu ne sai qualcosa? Sì, sicuramente, penso che i primi forse sono quelli che fanno meno fatica perché sono anche quelli più preparati. Vedevo anche domenica che più andavamo dietro un po' con le classifica e più li vedevi affaticati, più li vedevi sofferenti, insomma. Adesso abbiamo visto proprio l'arrivo di Giancarlo Ginestri, Michael Piva al secondo posto, vediamo proprio Andrea Schiavo al terzo che conclude il suo percorso in questo momento, poi Emanuele Dapiran, Boschetto Daniel, Boschetto Emanuel, Raccanello Francesco, Grigoletto Enrico, Castegnaro Matteo e Leghissa Cristian al decimo posto. Per quanto riguarda invece gli junior abbiamo visto Giraldin Gianluca, Paccagnella Eric e Tasso Daniel. Questi sono i primi tre, un confortante primo posto per l'atleta della sezione B, Rubin Romero, che quindi lo vogliamo citare. Per quanto riguarda le donne, tra poco le vedremo, veramente agguerritissime. Questa è l'insegnante De Lorenzo Poz Luisa, che tra poco la avremo ai nostri microfoni insieme a Ginestri Giancarlo. Al secondo posto Agosti Miriam e Landolfi Loredana al quarto, segue Granzotto Lauretta. Questo è proprio quasi tutto, adesso diamo via alle interviste e poi i saluti finali. Luisa, prima tra le donne un percorso veramente importante, anche scivoloso viste le abbondanti piogge. È un percorso molto bello, single track che io amo, ma non in queste condizioni esasperate perché era veramente difficile guidare e quindi abbiamo dovuto, credo tutti, stare un pochino attenti. Perché pratichi sport e anche a livello agonistico? Allora, è la mia passione e anche il mio lavoro. Io sono un insegnante di educazione fisica e quindi lo sport è nel mio animo, però credo che lo sport sia la carta vincente per tante cose. C'è la crisi, ci sono crisi giovanili, vorrei poter dare un piccolo buon esempio. Giancarlo, insomma, è sempre un'ottima cosa venire a tenersi in forma anche da ex professionista, e oggi hai dato il tuo contributo, un percorso veramente importante questo. È un percorso molto bello, peccato per il percorso un po' col sfondo bagnato dove era un po' pericoloso e sinceramente era un po' rischioso, altrimenti era un circuito dove era sia tecnico che impegnativo, dai, diciamo così.
Bene, intanto vediamo gli ultimi arrivi. Abbiamo prima citato questo atleta, Rubin Romeo, giustamente anche loro hanno fatto fatica. Noi diamo la linea alla gara per allievi che si è tenuta chiaramente a Rosà Cicli Polar, e poi di nuovo in studio, cioè di nuovo rilanceremo altri servizi, una giornata questa ricca veramente di appuntamenti. Io ringrazio Cristian Tezza per la tua cortese visita qua presso i nostri studi. Allora appuntamento per domenica 17 luglio. Noi gli facciamo gli auguri, grazie Mosè, e insomma in bocca al lupo anche per te, perché tanto tu sei organizzatore di tappe, ma un po' di tutto il circuito. Sì, quindi vi aspettiamo numerosi, sia a Crespadoro che anche alle prossime. Dopo questa piccola copertina siamo a Rosà, Vicenza, per la gara allievi 7° Gran Premio Cicli Polar. Ricordiamo campionato provinciale per quanto riguarda la categoria degli allievi, l'organizzazione Team Polar e Bici Sport. Che dire, una giornata che è partita malissimo con tanta pioggia e certo una gradazione che non era certo da giugno, però chi se ne frega, gli atleti anche se sono allievi questi vanno via senza nessun problema. Ottima l'organizzazione, dobbiamo dire la verità, ci ha fatto brillare gli occhi. Quando vediamo un'organizzazione con tante motostaffette, con tutti gli incroci veramente presidiati, e allora noi siamo contenti di poterla commentare col cuore leggero. E quindi questa è, e questa noi vi proponiamo, una gara allievi che fin dalle prime battute vanno via come dei siluri. Pensate, una media già dai primi giri di oltre 44 km/h, infinita. Poi 5 traguardi volanti, vale a dire i primi 5 giri con passaggio sotto il traguardo, attribuivano i traguardi volanti 50 euro a
primo che si classificava, che non è poco, che non guasta, che a questa età e per questa società è tutta manna dal cielo. Ricordiamo traguardi volanti offerti dalla pizzeria Lanterna e dal team Polar. Una menzione particolare per il team Lanterna che poi ha ospitato tutto il gruppo e noi ringraziamo per l'ottimo pranzo che ha offerto veramente a tutta la carovana. Ecco, il sistema sport funziona così, accoglienza e soprattutto grande classe, grande professionalità nell'organizzare. Bravo a Paolo Zanchetto e ai figli e alla BC Sport, sono collaudatissimi. Qua vediamo un intermezzo di un traguardo volante. I traguardi volanti sono andati appannaggio di tanti team, tra cui Frattin Tommaso, abbiamo visto anche Bonaldo Kevin, Zumerle Emanuele, Spadin Enrico, Bordignon Davide, che sono i 5 traguardi volanti di giornata nei primi 5 giri. Abbiamo visto una gara senza un momento di calma. Siamo oltre i 44 orari di media, certo è piana, ma io anche in cronaca diretta dicevo che questa è una gara che potrebbe riservare tante sorprese. Intanto il terreno è scivoloso e si sa, tante volte, specie quando gli atleti sono disattenti, succedono gli incidenti, quando invece sono le curve e controcurve sono molto più concentrati ed è lì che riescono a fornire il meglio di se stessi. Qualche caduta c'è stata, ma sempre in momenti, diciamo così, di rilassamento, se mi permettete questa aggettiva, rilassamento, perché è proprio una metafora, sono andati veramente a tutta dall'inizio alla fine. Il gruppo è ancora tutto abbastanza compatto quando siamo circa a metà gara, poi vediamo, cercano alcuni allunghi di giornata, cercano di fare la fuga, però a quest'età credo che sia molto molto difficile poter ambire a qualcosa se non proprio una cosa così tanto per far vedere che esistono, e quindi bene fanno anche a farsi vedere. Abbiamo visto prima Michele Rigori della Waihiki, Ronca, dal Minale Sando, le squadre tante, la Capes, il Veloce Club Silvano, il Lucco Bovolone. Questo è il lungo rettifilo d'arrivo per l'ultimo giro e per la volata finale. Ranghi quasi compatti. Abbiamo visto che purtroppo il gruppo ha dovuto si è spezzettato perché c'è stata una caduta che ha in pratica dimezzato il gruppone, e vediamo che all'ultimo è proprio Michael Zecchin del Postumia 73 di Oliviero che vince su Jacopo Bortolan, Carretta Riccardo, Faccio Mattia al quarto del Veloce Club Bassano. Poi abbiamo Maronese, Vignato, Bonaldo, Periche, Barattin e Zorzi. Michael, non è stata gara semplice, dall'inizio ho detto stamattina che questa era una gara che selezionava parecchio il gruppo, avete fatto oltre 44 di media, non c'è stato mai un momento di calma. Ma è stata molto tirata questa gara, anch'io ho provato ad andare in fuga, ma però ci riprendevano subito. A chi la dedichi questa vittoria? Perché oggi insomma è un 7° Gran Premio Cicli Polar, sta diventando quasi una classica. Ma la dedico a tutta la squadra, al mio allenatore sportivo che mi allena e fa sacrifici per me. Hai visto il Giro d'Italia, ti è piaciuto? Sì, è una cosa da vivere. Sai quanti di quelli ho intervistato quando erano nella categoria allievi e il loro desiderio era arrivare al Giro d'Italia? Decine e decine ci sono arrivate, sarà anche il tuo di desiderio, immagino. Ma è molto duro arrivare là, sarebbe un sogno. Conclusione di questa gara organizzata magistralmente dal team Cicli Polar. Vediamo quanti premi hanno messo a disposizione tutti gli organizzatori, veramente una giornata di gran festa di sport. Tra poco daremo la linea al Terminillo per un'altra gara, una gran fondo. Intanto vediamo il presidente del comitato provinciale Luigi Comacchio che veste insieme al sindaco di Rosà la maglia al campione provinciale, quindi campione provinciale di questa categoria. Abbiamo visto dopo la vittoria la veste Mattia Faccio del Veloce Club Bassano e quindi adesso diamo la linea a Terminillo per una gran fondo, sempre di Atlantide Video Service per i servizi di Christian Bon. Poi daremo la linea al Giro d'Italia che si è svolto in Campania, bellissime anche queste immagini, e quindi noi vi diamo l'appuntamento in studio dopo ancora tante gare a settimana prossima.
Successo pieno per la seconda edizione della Terminillo Marathon, la manifestazione organizzata dal Rieti Riding Sport Club sotto l'egida del Centro Sportivo Italiano. Sono stati ben 800 infatti gli iscritti che hanno deciso di cimentarsi in questa prova, che è la quarta del calendario di Fantabici e che arriva in una delle mete turistiche sportive più rinomate del centro Italia, sia in inverno che in estate. Valentina, una salita leggendaria, raccontiamola a chi non la conosce. Raccontiamola, c'è poco da raccontare, c'è da farla, l'ho fatta tante volte in allenamento, questa è la prima volta che la faccio in gara, quindi vediamo quello che viene fuori, però sono molto ottimista, nel senso che la conosco, per cui la farò al meglio, sperando di arrivarci con le giuste forze. Matteo, oggi siamo in Terminillo, la montagna che ho consacrato Nairo Quintana tra i big del ciclismo mondiale. Oggi ci sarà da divertirsi. Sì, ci sarà da divertirsi, è veramente una montagna una salita molto impegnativa, quindi bisogna arrivare con il massimo delle forze ai piedi di questa terribile salita. Sicuramente non una salita per Alessandro Petacchi, ma ci sarà da divertirsi oggi. Sì, è una bella pedalata, conosco la salita, l'ho già fatta penso 2 o 3 volte, poi l'ho fatta anche ieri in macchina, è un po' più veloce in macchina, però è una salita sicuramente bella, lunga e anche molto veloce, credo, come pendenze non sono eccessive, però a volte la velocità alta in salita fa più le selezioni di salite impegnative. E che posti meravigliosi questi! Sì, sicuramente sono zone bellissime, poi oggi avrò più tempo per guardare più il panorama rispetto agli anni che l'ho fatto al Giro alla Tirreno. Ed è una splendida giornata di sole quella che ha accolto i partecipanti alla seconda edizione della Terminillo Marathon, la gara che arriva sulla montagna simbolo del ciclismo del Lazio, una montagna fatta per chi ama il turismo invernale ed estivo. Al via anche il velocista spezzino Alessandro Petacchi e Luca Panichi, lo scalatore in carrozzina, autore di tante imprese sulle salite più celebri del ciclismo italiano. Due i percorsi, il medio di 90 km e il lungo di 116 km, con l'arrivo sul leggendario Monte Terminillo. Piana Reatina, le brevi ascese di Greccio, Labro, Colli sul Velino e Castelfranco, il fiume Velino, il lago di Ventina e la novità del passaggio al lago di Pediluco costituiscono i tratti forti e salienti dal punto di vista tecnico e scenografico del percorso di questa edizione prima dell'attesa scalata verso il Terminillo, sempre dal versante di Vazia. E infine lui, il Terminillo, la montagna che ha fatto la storia del Giro d'Italia con 9 arrivi di tappa, dai tempi del ciclismo eroico con Gino Bartali e Giovanni Valetti a quello recente con le affermazioni di Jean-Claude Bagot, Lucio Herrera, Pavel Tonkov e Stefano Garzelli. Senza dimenticare la Tirreno Adriatico nell'improvvisa e inaspettata bufera di neve che consacrò un campione del calibro di Nairo Quintana, vincitore del Giro d'Italia nel 2014. È il Monte Terminillo a decidere l'esito del percorso medio nella Gran Fondo Terminillo Marathon Prestigio 2016. Reduci di una precedente fuga di 30, sono in 3 a mettersi in evidenza sulle rampe che portano al Terminillo. Si tratta di Stefano Pellegrini della SD Oret Labora, Fabrizio Giardini del team Monarca Trevi e Colagè Stefano del team Bike Emotion.
ed è un attacco perentorio quello di Stefano Pellegrini della SD Ora et Labora a 2,5 km dal traguardo. Ed è trionfo per Stefano Pellegrini che taglia il traguardo in 2 ore 59 minuti e 35 secondi. Secondo al traguardo Stefano Colagè, terzo Fabrizio Giardini, quarto Massimiliano Pozzoli, quinto Angelo Martorelli. È una cavalcata trionfale quella di Matteo Cecconi degli amici dei Vigili del Fuoco di Viterbo nel percorso lungo della Gran Fondo Terminillo Marathon Prestigio 2016. Cecconi affronta l'inizio della salita insieme a Cristian Nardecchia del Cycling Team Terenzi e riesce a fare la differenza sulla salita della lunghezza di 13 km, dislivello 962 metri, pendenza media 7,3%, pendenza massima 12%. Secondo posto per Fabio Giusti dell'Effetto Ciclismo Fiano Romano, terzo Cesare Pesciaroli della Melania OMM, quarto Angelo Mirtelli del Cycling Team Terenzi, quinto Giorgio Alzelmicchio della Bicimania. Matteo Cecconi, Sua Maestà il Terminillo doveva decidere la corsa e così è andata. Sì, doveva decidere la corsa e così è andata. Veramente una salita molto impegnativa, perché comunque per scalarla ci abbiamo messo quasi un'ora, quindi se non hai molta resistenza, ma soprattutto devi usare molto la testa e ti devi saper gestire bene dall'inizio alla fine, perché se no sopra non ci si arriva. Una dedica per questa bella vittoria? Ma questa è una dedica, la voglio dedicare soprattutto alla mia ragazza che mi aiuta sempre e mi sopporta in tutti quanti gli allenamenti, alla mia famiglia che comunque sono sempre vicini. È Serenella Bortolotto della SD Concordia Cicli Bortolotto ad imporsi sul percorso medio della Gran Fondo Terminillo Marathon Prestigio 2016. È un arrivo in parata, quello del percorso lungo, per quanto riguarda le ragazze alla Gran Fondo Terminillo Marathon Prestigio 2016. Costanza Martinelli del team Tinky Lady Spinarello ed Emanuela Lezzerini della SD Roma Ciclismo affrontano insieme tutta la prova e tagliano il traguardo a braccia alzate tenendosi per mano. Impresa straordinaria di Luca Panichi nella Terminillo Marathon Prestigio 2016. Lo scalatore in carrozzina completa l'ascesa di 10 km in 3 ore e 55, pendenza media 7%, pendenza massima 12%. Oggi è stato veramente uno spettacolo, perché ho recuperato un po' le sensazioni che ho vissuto sia al Giro d'Italia che alla Tirreno Adriatico. Alla fine, mannaggia, con questo caldo, dicevo, ho rimpianto veramente quella volta che ho incontrato la neve, perché con il fresco la prestazione è un pochino più alta, però è stato veramente bello, perché poi mi sono condiviso con tutti i corridori e in effetti, come spesso capita ormai, non c'è più distinzione, no, fra la carrozzina e la bicicletta, è una cosa unica. E ringrazio veramente anche tutti i corridori che mi hanno fatto sentire partecipe come se fossi uno di loro. Ogni tanto simulavo qualche attacco. Diciamo che oggi sono partito ai 10 km perché siamo arrivati un po' tardi, quindi ho saltato i primi 5 km della salita, e in effetti i primi 5 km l'ho fatti molto forte, perché li ho praticati con 1 ora e 50. I secondi 5 km invece ci ho messo 2 ore e 5
minuti e quindi sì, esatto, 2 ore e 5 minuti, quindi 9 minuti in più del tempo che avevo stabilito alla Tirreno Adriatica. Oggi puntavo magari a stare in un minuto inferiore, però sostanzialmente la prestazione è comunque positiva perché con il caldo so che ci sono più difficoltà e poi avevo 5 km in più sulle braccia, stavo dicendo, per le gambe. Comunque veramente una grande giornata di ciclismo, i miei fratelloni mi hanno assistito alla grande, veramente la rifarei tutta quanta, insomma. Paolo, avete accresciuto il numero degli iscritti, la presenza di Alessandro Pettacchi, l'impresa di Luca Panicchio, una giornata da incorniciare. Sì, abbiamo praticamente raggiunto quasi quota 800 come iscritti, circa 700 partenti, quindi sì, una giornata da incorniciare, anche perché il Terminillo ha smentito tutti i siti meteo che davano temporali, invece è piovuto solo per qualche minuto. Una giornata bellissima, sembra che sia andato tutto bene, quindi va bene, siamo felici così. Sono tanti gli amici da ringraziare, sicuramente per Primo Prestigio, che dà il nome anche alla manifestazione. Sì, per Primo Prestigio, ma per secondi tutti quelli che hanno reso possibile questa manifestazione, da tutti i ragazzi che hanno aiutato, perché sono stati eccezionali, perché stiamo qui a lavorare sotto l'acqua, perché questa settimana è piovuto sempre, quindi tutti i ragazzi del Rieti Riding che hanno dato una mano, i ragazzi del Forens che hanno cucinato, i vigili che ci hanno aiutato e ci hanno coadiuvato nella gestione del traffico e tutto il personale, ambulanze, tutti quelli che hanno reso possibile questa manifestazione, perché mettere sulla strada 800 persone non è semplice, non è che lo può fare solo Paolo Ferri, ci vuole una squadra, un team che lavora. Naturalmente è un'occasione per conoscere il Terminillo, un luogo dove lo sport si può praticare 365 giorni l'anno. Sì, è una montagna bellissima, è la montagna più bella del centro Italia, è una montagna particolare nel centro Italia perché c'è un paese che vive e qui, anche visto il clima, si può praticare sport tutti i giorni dell'anno, anche nei mesi morti tipo novembre e dicembre, qui si può fare qualsiasi cosa.
È la Campania, e più precisamente il Vallo di Diano, a ospitare la 5ª edizione del Giro d'Italia Amatori, la manifestazione nata col supporto della SEL SMP per sostenere il ciclismo giovanile attraverso l'attività amatoriale. L'ampia conca del Vallo di Diano, racchiusa tra le montagne calcaree e dolomitiche del Cilento e dell'Appennino lucano, riserva incantevoli bellezze naturali ed uno straordinario patrimonio archeologico, storico, artistico ed antropologico, in quanto crocevia di antiche e maestose civiltà. E si parte da Padula per la prima frazione del giro con una cronoscalata di 11,4 km che arriva a Montesano sulla Marcellana. Padula è una città nota per il complesso monastico della Certosa di San Lorenzo, patrimonio storico dell'umanità UNESCO, tra i siti storici più visitati del Vallo di Diano. Seconda in grandezza solo la Certosa di Parma, la Certosa di San Lorenzo fu fondata da Tommaso Sanseverino nel 1306. Conserva un inestimabile patrimonio artistico di rara maestosità e grandezza, come il chiostro grande di circa 12.000 metri quadrati, delimitato da 84 colonne, il chiostro più grande del mondo, e lo scalone ellittico a doppia rampa che porta alla passeggiata coperta con grandi aperture, con vista sui giardini. Per quanto riguarda il punto di vista agonistico, è stato Francesco Pizzo della SD Città di Mister Bianco a vincere la prima frazione del giro. Francesco Pizzo ha staccato di 45 secondi Nikita Eskov del Cycling Team Perenzi e di 51 Alessandro Fantini della Melania OMM. Tra le donne primeggia Elena Cairo della S Roma Ciclismo in 24,45 su Milena Felici e Francesca Caruso. Gilberto Simoni, il Giro d'Italia Amatori è sempre un'occasione per visitare i territori di tutta Italia. Qui in Campania è una meraviglia. Beh, sicuramente insomma il Giro d'Italia vuol dire girare l'Italia e sicuramente quest'anno che siamo qui in questo territorio a Campania è un'occasione per correre, un'occasione per viaggiare e anche per divertirsi, aria diversa, no? E il pubblico delle grandi occasioni, qui in Campania la passione per il ciclismo è vivissima. No, passione sì, ce n'è, il ciclismo alla fine arriva dappertutto, è una passione un po' magari diversa, meno competitiva sul lato ma più agguerrita in corsa. La grande festa del Giro prosegue la sera all'Hotel In Stay a Polla con un grande rinfresco e lo spettacolo di burlesque di Vesper Giulia. È Montesano sulla Marcellana con la sua imponente cattedrale gotica ad ospitare la seconda frazione del Giro d'Italia Amatori. Montesano sulla Marcellana è il comune più orientale dell'intera regione Campania ed è posto sul monte della Catena della Maddalena, a circa 850 metri sul livello del mare. Sull'intero territorio è molto sviluppata la superficie boschiva che con un'estensione superiore ai 4.000 ettari è tra le più consistenti del Vallo di Diano. Maurizio, ieri una cronoscalata, oggi un giro straordinario del Vallo di Diano, qui non vi siete fatti mancare nulla. Sì, effettivamente oggi toccheremo tutti i comuni del Vallo di Diano e precisamente abbiamo dei Gran Premi della montagna su Sala Consilina, dove effettivamente sicuramente ci sarà una grande battaglia per arrivare al primo posto, perché comunque comincia a essere calda la zona della classifica.
Poi nello stesso tempo è un percorso adatto a un buon bassista e oggi con questo bel tempo si vedranno delle belle. Rufino, lei organizza la terza tappa, ma ieri nella cronoscalata ha fatto secondo assoluto nella seconda fascia. Sta prendendo molto sul serio questo giro. Sì, ma questa io domani organizzo l'ultima tappa e la premiazione finale a Polla, la Tortora Bike Criscolo Petrol. Però devo dire la verità, ieri è stata una bella crono. Io conosco queste strade, mi sono saputo gestire, purtroppo devo dire la verità. Il primo forse non ce la facevo, a Basili se non sbaglio, è troppo forte per me. Però mi sono gestito bene, un 20-30 secondi l'ho persi solo ed esclusivamente per il cattivo tempo e per la pioggia, ma comunque sono soddisfatto e oggi cerco di tenere quanto più possibile, in modo da ben figurare anche per domani a Polla, ecco. Ed è stata una frazione molto intensa su un percorso di 83,9 km organizzato in collaborazione con la società ciclistica Marco Pantani Montesano sulla Marcellana. Sono state affrontate le brevi ascese di Teggiano, Sala Consilina e Montesano, adatta agli scalatori e ai bassisti scalatori. Una lunga fuga a 2 a caratterizzare la seconda frazione del Giro d'Italia Amatori 2016. In fuga per 40 km Davide D'Angelo del team Go Fast e Alessandro Fantini della Melania OMM. Perfetto, l'accordo tra i due che arrivano a guadagnare fino a 48 secondi di margine sugli inseguitori. Ed è volata sul traguardo di Montesano sulla Marcellana e a spuntarla è Davide D'Angelo del team Go Fast che precede Alessandro Fantini. In terza posizione Antonio Gaetano Colletta, quarto Luigi Severino Balzano, quinto Sirio Sistarelli. Conclude in 15ª posizione la maglia rosa Francesco Pizzo che conserva la maglia per 4 secondi. La maglia rosa Walter Basili giunge 20° sul traguardo, conserva così le insegne di leader della classifica. Giornata da leonessa per Elena Cairo nella seconda frazione del Giro d'Italia Amatori 2016. Dopo un iniziale momento di difficoltà per l'andatura elevatissima imposta dai maschi alla corsa, la portacolori della S Roma Ciclismo ritrova il ritmo di gara e difende alla grande la maglia di leader di classifica generale. Al termine della tappa, il presidente del Giro d'Italia Amatori, Fabio Zappacenere, ha consegnato il premio Fair Play all'ex professionista Gilberto Simoni, testimonial del Giro fin dalla prima edizione. È l'incantevole Polla ad ospitare la terza frazione del Giro d'Italia Amatori 2016. Polla fa parte del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e si trova tra i Monti Maddalena e i Monti Alburni, diviso in due dal fiume Tanagro. Polla si presenta come un interessante centro di turismo speleologico, ideale per gli amanti delle escursioni e del trekking. Dopo una fuga iniziale di 25 atleti, il successo della terza tappa va a Manuel Fedele che la spunta in volata su Antonio Minichino e Ciro Greco. Per quanto riguarda la classifica generale, Alessandro Fantini della Melania OMM, grazie agli abbuoni sui traguardi volanti, riesce a conquistare la corsa rosa. Tutto sotto controllo per il leader della classifica della seconda fascia, Walter Basili, che conferma il successo del 2015. Tra le donne si impone Elena Cairo. La ricca premiazione finale si è svolta alla presenza del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, e di Gilberto Simoni.
Davvero con soddisfazione e gioia, come è stato detto, perché queste giornate devono essere giornate vissute insieme, magari sfidarsi anche per la propria prestazione, ma soprattutto nel rispetto degli avversari e dei compagni di viaggio. Questa deve essere un po' la filosofia e i principi che la federazione sta seguendo negli ultimi anni, abbassare moltissimo la pressione agonistica, anche se questo anagonismo è giusto che esista, però insomma che non si vada oltre quelli che sono i limiti dell'utilizzo della bicicletta per stare bene e non per farsi male.